Sotto quelle macerie, i corpi di Chiara e Marianna Bellavia, due sorelline di 3 e 14 anni. Il 23 gennaio 2010 una palazzina si sbriciola a Favara, Piazza del Carmine, in pieno centro storico. Si riempie di polvere, detriti e disperazione. 7 anni dopo il processo di primo grado finisce con 8 assoluzioni e 2 condanne. Ieri i giudici hanno inflitto 3 anni di carcere ad Antonio Noto, che aveva l'uso dell'immobile, Sebastiano Dispensa, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con l'aggiunta di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, sempre per Dispensa. Assolti tecnici del comune: Giacomo Sorce, Pasquale Amato, Alberto Avenia, Antonio Grova, geometra, Francesco Crescenzo, Rosalia Presti, proprietaria dell'immobile, i sindaci Carmelo Vetro e Lorenzo Airò. Ai genitori delle vittime, costituiti parte civile, sono stati riconosciuti 20.000 euro a titolo provvisionale immediatamente esecutiva. La famiglia stava aspettando l'assegnazione di una casa popolare per lasciare la palazzina che doveva essere messa in sicurezza. I sindaci erano stati coinvolti in qualità di responsabili dell'ufficio di protezione civile e i tecnici e la proprietaria per presunte violazioni degli obblighi connessi alla propria funzione vigilare e verificare che l'edificio fosse messo in sicurezza. Responsabilità che il Tribunale ha attribuito ai soli Dispensa e Noto.